commissariamento dal 2016, si sono susseguiti diversi commissari, piani di risanamento, diverse possibilità di soluzione, ma la volontà della Regione è sempre stata quella di mantenere la retta e quindi la barra rispetto a un'istituzione pubblica, il mantenimento quindi dell'IPA a gestione pubblica. Ci riusciamo con questo piano di risanamento, c'è stata una transizione nella discussione con il Comune, ringrazio tutto il Consiglio Comunale, il Sindaco, insomma siamo arrivati a una transazione che prevede questi 1,8 milioni. C'è un piano di risanamento che spiegheremo, insomma, che riesce a mettere i conti in ordine, perché la gestione oggi è una gestione virtuosa, è una gestione che insomma oggi permette all'ente di rimanere a galla e di avere anche un utile. Chiaramente c'erano del pregresso che con questo piano di risanamento viene azzerato. Questo permetterà anche all'ente di svilupparsi, di andare anche a rimodernare la propria offerta, di andare a fare anche degli investimenti, perché noi abbiamo previsto anche con il fondo di coesione 2 milioni di euro per un investimento che va a ricavare ulteriori posti, quindi ulteriore possibilità per l'IRAS di avere ulteriori posti per la non autosufficienza. Ecco, quindi un accordo transattivo che coinvolge Regione, Comune e l'IPAB, che però non copre tutto il debito maturato dall'ente. Non copre tutto il debito, ma lì c'è stata un'operazione molto importante che ringrazio da parte del commissario l'Avvocato Stella, con i fornitori e con tutti gli enti, un saldo stralcio di quelle che erano le posizioni e un piano di rientro che ci permette oggi di varare questo piano di risanamento collettivo.